Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuova settimana, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 7 aprile, puntata numero 126 e ancora oggi dobbiamo andare a parlare dell'ennesima sconfitta del Cagliari, la quarta consecutiva, questa volta in casa del Sassuolo, ed è la settimana che porterà appunto il Cagliari a sfidare la Cremonese sabato alle ore 15 in uno più che scontro diretto, perché parliamo comunque di una situazione dove anche Cremonese e Lecce hanno perso, quindi questo sicuramente è una buona notizia per il Cagliari, però da questo sicuramente non si può ripartire, perché le 4 sconfitte, soprattutto 4 sconfitte arrivate sempre in maniera diversa, però ecco che la sfida contro il Sassuolo, il Cagliari che era comunque in vantaggio alla fine del primo tempo ha poi buttato letteralmente i 3 punti e quindi ha portato questa quarta sconfitta, 30 punti, appena 2 punti nelle ultime 8 partite, ovviamente la squadra che ha fatto meno punti, 4 gol fatti, 9 gol subiti, quindi è una media di meno di un gol a partita e quasi 2 gol subiti a partita. Capite bene che questa è un po' una situazione abbastanza allarmante, perché comunque mancano 7 giornate, avremo modo comunque di parlarne questa settimana. È arrivato anche Francesco, che facciamo entrare. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a lei. Tutto a posto? Buongiorno a tutti. A parte che mi è entrato lo shampoo stamattina nell'occhio quando mi stavo facendo la doccia e mi fa un male cane, nonostante siano passate. Fai l'occhiolino. Ore, infatti ancora? mi stavo sta bruciando come. Vabbè, quindi ogni tanto sono dovuto andare a detergerlo. Perfetto, con l'acqua. perfetto. Ti piace questo termine? Sì, iniziare la settimana con detergerlo. Corrado dice complimenti all'articolo di Roberto Pinna, ottima e centrata, andatelo a leggere perché veramente ottima e centrato, confermo assolutamente. Buongiorno Gabri. Fabri, in caso di sconfitta saluto si prevede il sacrificio dell'agnello Pisacagnale. Buongiorno a tutti, buongiorno Cri, ben trovati. Insomma, vediamo stavo incominciando a parlare un po' della quarta sconfitta consecutiva. È vero che le sconfitte di Cremonese e Lecce comunque tengono tutto lì fondamentalmente, però bisogna dire che questa settimana, al di là o meno del ritiro, perché qui c'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, l'importante è comunque il risultato finale, perché contro la Cremonese è una partita necessariamente da vincere, nemmeno da pareggiare, da vincere, e soprattutto riuscire a ritrovare la vittoria che manca ormai da quel famoso 31 gennaio Cagliari-Verona 4-0. Per me è un aggravante il fatto che ieri, un aggravante della sconfitta, il fatto che ieri le altre squadre non abbiano smosso di un millimetro la situazione, più che altro perché erano attese da scontri complicati, perché il Lecce ospitava l'Atalanta in casa, la Cremonese ospitava il Bologna sempre in casa e il Genoa ha giocato a Torino contro la Juve, quindi era un turno assolutamente da aggredire. Servivano assolutamente i 3 punti. Io ieri l'ho scritto su Twitter, mentre passeggiavamo in centro
con la mia compagna, eravamo in via Garibaldi, a un certo punto ho sentito questi due vecchietti che tra loro dicevano in sardo, ma tanto hanno perso sia Cremonese che Lecce, quindi per il Cagliari Abbiamo perso Francesco. Crollato. È uscito Francesco. Vabbè, arriverà. Stavo raccontando la storia di... Ecco. Aspetta. non so Eccoci cosa qua. è successo. Mi ha buttato fuori, mi ha buttato fuori senza senso, perché cioè, C'è il racconto non, dei due vecchietti. sì, no, dicevo, quindi fondamentalmente questi due signori che appunto che discutevano mentre facevano la passeggiata pomeridiana, e io non sono intervenuto, ma volevo intervenire per dire, Guarda. guardate che, guardate che in realtà non è esattamente questa, cioè nel senso che a maggior ragione, proprio perché quelli hanno perso, tu dovevi vincere contro il Sassuolo, una partita che tra l'altro, ripeto, cioè, continuo a essere dello stesso pensiero anche a distanza di tante ore, cioè il Sassuolo non ha fatto nulla fondamentalmente per vincere, per dimostrare di avere una fame incredibile di Tutt'altro. vittoria, e quindi cioè, dopo il primo tempo soprattutto serviva più attenzione, più cura anche davvero del dettaglio, soprattutto bisognava andare al riposo sul 2-0. Questo non è successo e quindi ora ti ritrovi così, che con questa illusione di fatto della classifica, del calendario che ancora ti aspettano, soprattutto della classifica più che del calendario, però con lo scontro diretto con la Cremonese in casa, però io credo che, ripeto, ci sia tutto il necessario per essere veramente preoccupati, ecco. Sono d'accordo. Abbiamo però già il nostro primo ospite, lo facciamo entrare, che adesso è in background. Eccoci qua. Ciao Nicola, ben trovato. Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Grazie a te, grazie a te. Nicola Sechi di Dazn, ovviamente firma sarda, ricordiamolo, Esatto. insomma, Esatto, perché siamo bisogna... pochi, quindi quindi è giusto Esatto. farlo notare quando ci siamo. Grande. Sì, sì, Sottolineiamo l'appartenenza sempre importante. all'isola. Eri a Reggio, giusto Nicola? Sì, Sabato. ero a Reggio sabato, esatto. Vi posso raccontare qualche sensazione da bordo campo, se vi va, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, intanto abbastanza inaspettata, perché? Perché si parla tanto, no, di una Serie A 18 squadre e non a 20, perché si arriva in questo punto della stagione con alcune squadre che fondamentalmente, non voglio farla brutta, però non hanno più nulla da giocarsi, no? Quindi tendenzialmente ci sono squadre molto tranquille che non retrocederanno e non andranno in Europa, che probabilmente non si giocheranno nemmeno l'ottavo posto, che tra l'altro non vale l'Europa, quindi Sassuolo, Torino, Udinese, per fare dei nomi, e quando una squadra deve salvarsi, tendenzialmente i punti vanno fatti contro queste squadre. Io credo che questa sia la base di partenza per ogni tipo di discorso, perché il Sassuolo chiaramente sta facendo una gran stagione, ha pareggiato allo Stadium, anche se comunque veniva da 3 partite senza vittorie, insomma, quindi poteva essere la classica partita in cui vai a Reggio, stadio che non spinge, ecco, come altri ambienti che possiamo vedere non è una trasferta, sempre per fare l'esempio di quelle squadre lì a metà classifica, non è la trasferta di Udine, che magari è un po' più fastidiosa a livello di ambiente o altro, ecco. Sono quelle partite che per salvarti devi cercare di vincere, assolutamente. E l'impressione è stata quella che comunque, nonostante tutto, nonostante si parli tanto di Pisacane, del gruppo e del resto, è che Pisacane, Murelli, insomma, tutto lo staff abbia in mano la squadra, ci sia grande fiducia da parte dei giocatori per quanto riguarda le scelte del mister. Chiaramente però quando poi arrivi a 4 sconfitte di fila, 8 partite senza vittorie, come vi sentivo parlare anche poco prima quando vi ascoltavo, chiaramente le valutazioni vanno fatte. Insomma, queste sono state le mie sensazioni, cose che ho visto da vicino, insomma.
Sì, poi sul discorso anche di Pisacane, scriveva giustamente Roberto oggi nel suo pezzo, cioè effettivamente il ragionamento che è stato fatto anche più volte in un'altra situazione, con un altro allenatore, quindi non con l'allenatore promosso dalla primavera, scelta insomma del presidente e quant'altro. Cioè, se invece di Fabio Pisacane ci fosse stato faccio nomi a caso, cioè il Baroni, il Cioffi o lo Iachini di turno, da tempo probabilmente già, non dico alla seconda sconfitta di fila dopo gennaio, però comunque insomma sarebbe stato molto più in discussione il tecnico. Sì. È chiaro invece che in questa situazione, con un allenatore soprattutto esordiente, senza esperienza pregressa, da allenatore in Serie A, e tutto soprattutto con l'idea del progetto che è stata fatta passare dall'inizio della stagione dalla società, è chiaro che serva, cioè che gli siano state date più chance, ecco, da quel punto di vista. Quello che però possiamo notare, caro Nicola, è che comunque nelle ultime partite questo Cagliari sì, sembra in qualche modo ancora attaccato al campionato. Il primo tempo di Sassuolo lo dimostra, però comunque poi in un modo o nell'altro trova sempre il modo di autosabotarsi in qualche Esatto. maniera, perché il secondo tempo, secondo me, poi tu l'hai visto da lì, quindi lo chiedo anche a te, Sì. il secondo tempo è stato veramente disastroso nell'approccio, proprio nella gestione, e Sì, non è la sì. prima volta, visto che c'è ancora la trasferta di Pisa che sanguina. Sì, più che altro la trasferta di Pisa, secondo me, è stata proprio sottovalutata in generale. Una trasferta in cui vai lì, ti aspetti che appunto il Pisa, che aveva vinto solamente una partita fino a quel momento, che non riesce appunto a vincere altro, invece alla fine poi te ne fa 3, 2 in 10, quindi comunque è una questione di approccio. Era sottolineato anche Pisacane dopo la partita. Ne abbiamo parlato con lui del fatto che era insomma inspiegabile un approccio del genere dopo aver fatto un primo tempo così. Tanto che quando io gli ho chiesto alcune cose appunto nel post partita, mi sono soffermato proprio su quello che stavate dicendo voi prima, cioè anche la paura di questi giocatori che fondamentalmente durante tutto il campionato sono stati sempre molto tranquilli. Hanno avuto sempre un discreto margine, a parte alcuni momenti, sulla zona retrocessione. È un allenatore al primo anno di Serie A che non si è mai trovato chiaramente a giocare in una situazione così pericolosa, passatemi il termine. Quindi secondo me, nonostante tu vai in vantaggio e fai un ottimo primo tempo, ti manca la forza mentale di dire adesso questo vantaggio lo tengo e mi prendo quei 6 punti, seppur momentanei, che poi sarebbero stati 6 punti effettivi visti i risultati di ieri, me li prendo e me li vado a conquistare sul campo. Quindi la mia sensazione è che possa subentrare una sorta di paura nei giocatori non abituati a gestire questo tipo di pressione. Questo è il discorso, no? che penso io in generale. E poi lasciatemi dire anche un'altra cosa. L'assenza di una punta di ruolo in questo senso è molto complicato, cioè molto complicato da gestire, perché al secondo tempo praticamente l'occasione che avrebbe potuto far segnare un altro gol al Cagliari era quella di testa di De Jola, no? Che poi si è avvicinato Esatto. dopo. Sì, si è avvicinato lì dopo dal mister, ha detto ho sbagliato perché dovevo un attimo fare un movimento diverso, cioè comunque era molto rammaricato, però quelle occasioni, quando hai una punta in forma, che sta bene, arrivano tanto, cioè se sei in difficoltà e ti metti con 3-5-2, 4-4-2, anche quella sorta di 4-3-3 che sta provando a fare in queste giornate, comunque vai sugli esterni, metti la palla in mezzo e se hai il Borrelli di turno qualcosa succede. Quindi la mia sensazione, no? È anche nei momenti di difficoltà offensiva, per quanto tu al primo tempo abbia padroneggiato il gioco, hai la difficoltà di andare a concludere, di andare lì a dar fastidio alla squadra. Questo è il discorso, no? C'è proprio il fatto di non riuscire a creare occasioni che poi possano far concretizzare realmente quello che crea il Cagliari. E l'assenza di una punta nel calcio di oggi, ragazzi, È fondamentale, certo, assolutamente. Ma c'era anche l'azione di Obert che sbaglia Sì, comunque a porta vuota. certo, Lì certo. probabilmente trovi un attaccante che magari è anche vero che al di là di tutto. Sì, Io
Nicola, la vedi in una maniera un po' diversa, nel senso che è vero, tu passi il primo tempo, sei in vantaggio 1-0, ma come prendi i gol? Perché io poi è Certo. sempre stato il discorso dell'approccio. Nel momento in cui tu rientri, ed è già successo a Pisa, Mhm. eri in svantaggio 1-0, squadra in 10, rientri nel giro di 10 minuti, prendi due gol. Col Sassuolo, secondo tempo, prendi quel gol che di base, noi abbiamo sempre giocato a pallone anche a livello base, Certo. però nei calci d'angolo la prima cosa che dice occhio a chi è fuori dall'area è la base. Se poi tu vai a Sì, sì. respingere centralmente e il terzino è da solo, libero, poi ha fatto un bel tiro, certo, ma non deve arrivare a fare Esatto. E quello. infatti Pisacane si è girato subito da Morelli e ha detto chi doveva uscire su Garcia. Cioè, quando un allenatore deve giocarsi la salvezza e si inizia a pensare, lo vedo anche ogni tanto con Di Francesco quando lo seguo da bordo campo, e si iniziano a pensare agli errori individuali, è complicato, nel senso, certe volte Certo. io non ti dico che il calciatore vada un po' lasciato giocare, no? Come dicevi tu, però se continuano a esserci errori individuali, l'allenatore deve pensare a mettere in campo la squadra nel miglior modo possibile. Certo. Se poi viene preparata un'uscita su un calcio d'angolo e i giocatori non fanno quell'uscita, onestamente alcune cose sono anche fuori dalla portata di un allenatore, secondo me. Cioè, facevo un esempio l'altro giorno, avevo fatto un collegamento in una trasmissione di Lecce. Di Francesco, Torino-Lecce tutto il tempo ripeteva a Danilo Vega come stoppare la palla. Adesso tu ti devi salvare, devi mettere in campo la squadra, devi mettere in campo la squadra bene e dare carattere alla squadra, tendenzialmente, no? Queste due cose. Certo. Se si inizia a pensare agli errori individuali e manca un'uscita su un calcio d'angolo che, come dicevi tu, è una cosa basilare che impari dalle giovanili anche quando giochi a bassi livelli, diventa complicato con degli errori tecnici così. Anche poi posso dirti, Pinamonti fa un gran gol, però Anche lì. troppa facilità. Cioè Sì. Bacolà va lì da solo, a sinistra la palla, si gira. Cioè a volte, oltre al discorso della punta che ti dicevo che ti può aiutare, manca la fame di dire io mi devo prendere questo risultato Certo. contro una squadra che non ha obiettivi in questo campionato. Questo è il Ass- discorso. Sono d'accordo. Fra? Sei ritornato? Tutto a Sono posto? tornato, ho provato a riavviare il modem, magari funziona, quindi non so cosa abbiate detto Abbiamo parlato in questi ultimi dell'assenza secondi. di una punta e dell'approccio fondamentalmente, cioè che Esatto. sono altre due cose che possono insomma dar fastidio per creare Sì, qualcosa per salvarsi. sì, tra l'altro io ieri ho guardato il Lecce, ho guardato Lecce-Atalanta, poi ho Mm. guardato un pezzo anche di Juve-Genoa e un pezzettino di Napoli-Milan. Il Lecce mi ha impressionato in negativo per la gestione generale della partita, c'è una squadra Mhm. molto, molto incasinata, scusatemi il termine, non molto tecnico, però insomma davvero con alcuni giocatori che chiamare indisciplinati e fargli un complimento, no? Penso a Ndaba, Questo penso a, dicevamo. Sì, a sì, no, Fofana dicevamo nel proprio primo questo. tempo, no? Cioè Fofana arriva a un Sì. certo punto, l'unica vera occasione del primo tempo, una grande palla da sinistra, lui solo al centro dell'area tira una mina con palla altissima, cioè bastava probabilmente appoggiarla e quindi con un po' più di lucidità Mhm. si poteva provare a fare male all'Atalanta. Però mi ha impressionato comunque in positivo sui calci piazzati, perché sui calci piazzati, soprattutto sui calci d'angolo, è riuscita a mettere costantemente in difficoltà l'Atalanta, e ricordiamo che il Lecce ha vinto a Cagliari di fatto grazie a due calci piazzati, perché insomma i due gol Ma sono arrivati sono sugli sviluppo di palla. importanti. Sono Esatto, importanti perché poi ti servono quando esatto. fai difficoltà davanti. Cioè la situazione non ti dico che è simile davanti, perché comunque gli attaccanti del Lecce segnano addirittura meno di quelli del Cagliari. Però quando fai fatica a trovare il gol con le punte, ed è parte del discorso che abbiamo fatto prima, devi trovare altre soluzioni, devi trovarle. Quello è il discorso, cioè pensate al tridente del Cagliari a Reggio Emilia, no? Cioè praticamente si giocava con Esposito, che è quello che teoricamente ha più gol nei piedi, ma non è mai stato un bomber nei suoi anni, sempre stato no, una seconda punta che difficilmente arriva in doppia cifra, insomma. Foloruncio che fondamentalmente dovrebbe giocare in un'altra posizione del campo e si adatta. Palestra che nasce come esterno, cioè
fai fatica, per quello poi parlavamo dell'esigenza di un centravanti sporco che quando le cose vanno male te la butta dentro. Io credo che se Borrelli sta bene, giocherà Borrelli. Belotti magari ci vorrà qualche settimana per rivederlo in condizione. Chirizzoi in questo periodo è un po' un oggetto misterioso, non so se condividete, insomma, quello che dico, ecco. Detto ampiamente, anche su Chilixo è stato, cioè, poi guarda, è uno dei temi più divisivi di tutta la stagione, la gestione Esatto. di Chilixoi, insomma, perché chiaramente è uno dei giocatori forse il più forte in assoluto a livello tecnico, a livello anche di potenziale, insieme a Palestra di questa rosa. È un giocatore che piace tanto a tutti, cioè ai tifosi, ma anche a noi, cioè io l'ho detto più volte. Il problema è che da una parte la gestione dell'allenatore non è stata sicuramente perfetta, ecco, per utilizzare un eufemismo, in tutta la stagione, e dall'altra parte anche la gestione di se stesso da parte del turco Ragazzi, aiuta su cioè questo, nel lì senso io che non voglio dire, però io l'ho visto onestamente in condizioni fisiche quando è entrato non ottimali. ecco, Cioè mi questo spiace comunque, è il grande visto anche problema. visto anche da vicino, cioè per così dire, non ti dico che debbano essere tutti come Palestra, alti, piazzati e snelli, così, però condizioni fisiche di Chilixoi non ottimali, ecco, per utilizzare un Sì. eufemismo. Sì, Quindi, che è quello che stiamo dicendo già da mesi. Il problema è che il ragazzo aveva recuperato poi forma anche giocando di più, giocando soprattutto nel mese di gennaio, tra dicembre e sì, gennaio, in cui aveva fatto quei 2 gol meravigliosi, no? Quello col Pisa e poi quello contro il Torino. sì, E poi dopo il mese di gennaio è ricascato, secondo me, in qualche piccola certo. trappola a livello di alimentazione. Il Ramadan sicuramente non lo ha aiutato, perché in tanti dicono ma il Ramadan ti dovrebbe far asciugare. Sì, da una parte può essere vero, però dall'altra parte è anche vero che insomma chiunque di noi non mangi durante tutto il giorno e poi arriva a cena e si devasta perché non si sa controllare, vi assicuro che nessuno dimagrisce, ecco, perché Certo, questo è no. E il poi ognuno discorso, chiaramente quindi ha il rapporto col cibo personale, no? Quindi esatto, non sai poi cosa esatto. passa nella testa di un calciatore che è molto giovane, quindi anche lui dovrà imparare, no? A gestire il suo corpo per quanto riguarda l'alimentazione. Comunque in tutto questo, ragazzi, io credo che la prossima partita, cioè, sia, oltre che chiaramente essere fondamentale, ma è la prova di carattere in tutti i sensi. Cioè, vabbè, chiaramente è la partita più importante di Pisacane da quando è allenatore. In tutta questa rosa di giovani italiani devono far vedere un po' di carattere in questo momento. Cioè, quella partita che non importa come la giochi, non importa quello che succede, ma se ti vuoi salvare, sai che vincendo la prossima partita ti porti a un vantaggio netto sulla zona salvezza, poi mancheranno sulla zona retrocessione, poi mancheranno 6 partite alla fine e sei anche in grado di mantenerlo, ecco. Quindi oltre a tutti i discorsi che si possono fare, è il momento, come tra l'altro hanno sottolineato anche i tifosi in maniera meno, diciamo, edulcorata di come sto facendo io, è il momento di tirare fuori gli attributi in Direi. questo caso, no? A prescindere dalle difficoltà tecniche, tattiche, poi possiamo parlare della costruzione della rosa, possiamo parlare di quanto Pisacane ha alternato giocatori, ha cambiato moduli, cioè, tantissime cose, ma arrivati a 7 giornate alla fine, scontro diretto in casa, hai sbagliato quello con Lecce ed eri in una posizione più tranquilla, adesso non sei in una posizione tranquilla. Cioè la sconfitta con Lecce poteva essere ammortizzata, non è stata ammortizzata dalle partite successive, Pisa, Sassuolo e tutto. Adesso hai un Jolly che secondo me non devi sprecare. Io credo sia questa la direzione che dovrà dare Pisacane senza caricare di eccessiva responsabilità ai giocatori. Però insomma ragazzi, ne abbiamo parlato tanto di nazionale e altro. Se giochi in Serie A devi sentire la pressione, devi saperla gestire, ecco. Io credo questo. Che partita ti aspetti Assolutamente. sabato?
Una partita cattiva, una partita sporca. Tra l'altro ero a Reggio Emilia a Brodocampo e poi domenica ho coordinato Cremonese-Bologna in regia, quindi comunque l'ho vista molto bene. Anche lì, approccio della Cremonese pessimo, nel senso prima del 20° erano già 2-0, 2-0. quindi occhio perché tenderanno a non ripetere lo stesso errore, quindi mi aspetto una partita tendenzialmente parecchio bloccata, perlomeno all'inizio, no? Quindi che magari viaggerà sullo 0-0, qualche episodio che potrà sbloccare le cose, quindi sarà importante farlo. Una cosa importante della Cremonese è che è una squadra che comunque non molla mai. Cioè sul 2-0 è arrivato l'episodio del rigore creato perché ci han creduto, perché Floriani Mussolini è andato a ridosso dell'area e si è preso il calcio di rigore. Bonazzoli ha segnato e da lì è partita una battaglia, espulsioni, cose, falli in mezzo al campo, di tutto. Quindi l'errore che non va fatto è, uno, non sbagliare l'approccio, primo e secondo tempo, che è quello che è stato sbagliato a Reggio Emilia, chiaramente. E due, anche se azzecchi l'approccio, anche se vai in vantaggio, la testa deve essere quella di provare a mantenere il vantaggio, perché loro, anche se sono sotto, tendenzialmente non molleranno, anche perché non hanno nulla da perdere. Comunque, Certo. non c'è punto che tocchi, devono vincere. Quindi sarà una partita sporca, brutta. Vediamo come giocherà la Cremonese, perché col Bologna è iniziato 4-4-2 e fondamentalmente hanno sbagliato tutte le scalate possibili, perché chiaramente hanno preso gol da esterno a esterno con un doppio assist di un terzino, quindi potrebbero anche metterli in campo in maniera differente. Vediamo in che direzione andrà il Pisacane. In caso di difesa 4 di 4-4-2 dovranno essere molto bravi i giocatori del Cagliari in ripartenza, chiaramente. Ce l'hanno questa caratteristica, perché sono giocatori di gamba che sanno fare il contropiede, quindi vari Palestra, Esposito, Polo Runcio stesso è bravo a far saltare la prima marcatura in mezzo al campo, se gioca in una posizione magari un po' più Esatto, arretrata. a Esatto, per patto che quello, giochi a centrocampo infatti. perché quello Perché è lui, evidente. cioè, capito, lui aveva fatto quei mesi bene alla Fiorentina giocando da finto esterno, no? Vi ricordate quando Palladino aveva trovato quella soluzione con Bove, però partiva più indietro, capito? Anche lì sacrificio, però la puoi colpire in questo modo, secondo me, la Cremonese, che come caratteristica è il fatto che appunto non mollerà mai e ha degli attaccanti che sanno far gol. Anche se sono fermi sai, i vari Vardi, magari Bonazzoli ha segnato un po' di più nella prima metà, poi ha segnato meno. Comunque gente che la palla la butta dentro ed è una roba che al Cagliari manca adesso. Esatto, Vero. esatto. Tra l'altro poi anche la gara d'andata, è vero che era un'altra Cremonese perché c'era Davide Nicola, giocava in un altro Sì, modo, però io c'ero, dimostrò effettivamente di essere una squadra molto, molto cinica e organizzata, brutta, perché è una squadra sì. brutta, quella No, è una Cremonese è una squadra squadra sì. brutta, però era una squadra molto, molto efficace e senza il jolly di 3P a 2 minuti dalla fine probabilmente quella gara il Cagliari, dopo averla Sì. comunque controllata, dopo averla giocata neanche così tanto male dal punto di vista tecnico, insomma rischiò di fare un'altra brutta, un'altra No, brutta esatto. figura. Infatti vi ricordate lì che anche lì io ero in regia a coordinare quella partita, mi ricordo bene. Anche lì, qual era il discorso? Il Cagliari gioca tranquillo, tanto che io quando vedevo il Cagliari in vantaggio dicevo, però la Cremonese dovrebbe aver lavato la bocca in questo momento, no? Cioè, è una di quelle squadre che dici, deve azzannare il Cagliari che è tranquillo. E si sono ribaltate le cose. Adesso il Cagliari non è più tranquillo. Cioè, è un aspetto psicologico importante questo. Cioè, serve che tutto l'ambiente e i giocatori più esperti facciano capire agli altri più giovani che sono partite delicate, ma questo deve darti una motivazione in più, non deve, passatemi il termine, fartela far sotto, ok? Certo. Questo è il discorso, perché se giochi tranquillo con la Cremonese, va bene che ha fatto col 3P, ma è ripartito molto bene, va bene, allora è tutto sereno. E quando però giochi con la pressione si vede il carattere e la forza di un giocatore, no? Cioè mi aspetto che i vari Mazzitelli, Mina, questi giocatori riescano a far capire cosa significa giocare una partita del genere. Altrimenti diventa complicato.
Assolutamente sì. L'anno scorso il Cagliari al momento decisivo, però alla penultima giornata contro il Venezia vinse 4-0. Quella Col squadra gol più bello dell'anno, tra l'altro. esatto, Col Pisagliola, esatto. esatto. Fece la partita che andava fatta dal primo all'ultimo minuto. La speranza è che anche sabato quelle stesse vibrazioni, ecco, possano far parte della prestazione della squadra di Fabio Pisacane. Nicola, grazie davvero Esatto. per essere Grazie a voi, stato con ragazzi. noi. Grazie. Quando È sei ad stato un Alghero, piacere. manda un messaggino e ci beviamo un caffè. Va bene? Volentieri, ci organizziamo. Uguale Un abbraccio forte. quando verrò a Cagliari. Va Ciao bene. ragazzi, buona Ciao trasmissione. Nicola, grazie ancora. grazie. Grazie, Ciao, Nicola. ciao, ciao. Ciao. Ragazzi. Faccia a Eccoci lei. qua. Proprio pigro fino all'inverosimile. Ma che Vabbè. pigro, no, pigro. Ci piace, ci Sì, piace, sì. ci piace. Oggi è Salsa martedì. autocara. Buongiorno. Eccoci qua. Io chiaramente non vi sento, ve lo dico proprio da amante di StreamYard, da fratello di StreamYard. E allora Non vi cosa sento, devi non riesco a fare? sentire. Cosa Quindi, devi fare? esattamente, Bravo. questo l'avete copincollato ormai. Esatto, ce l'abbiamo Arrivo. pronto. Arrivo. Ce l'abbiamo pronto per le Ormai venie. è rimasto. Per È le rimasto. venie. Dalle prime giornate abbiamo capito che tanto almeno una volta a settimana succede. Che Almeno. meraviglia. Che Grazie, meraviglia. stream. Ma dobbiamo rimandare la sigla, secondo te? No, non c'è bisogno di rimandare. No, abbiamo Di rimandare la Però sigla. mi piace lo sguardo della sigla, che Vediamo. fa capire un po' la situazione. Ora ci senti? Ora vi sento benissimo. grande. grande. Ben trovato, caro Diablo. sì. Come stiamo? Ma devo dire ancora è su strascico di influenza, un po' di... Si sente un po' dalla voce, eh? Sì, un po' di mal di gola, così. Ma si sa, quando si ha i bambini sono micro armi batteriologiche Sì, che sono entrano in casa con il loro sguardo dolce e poi fanno la Mamma. devastazione. Questo Esatto. Papino, dammi un bacio. Anzi, è lo do esattamente. io. E chi sono io? Chi certo. sono io per non dartelo questo bacio? Certo. Chi sono io? Certo. Bene, caro Diablo, post Pasqua, insomma, non certo dolce, diciamo così. No, per Continua niente. Questa quaresima Per indotta, niente. in qualche modo, No. dai risultati. Come giudichi questo weekend? Non ho mangiato neanche l'uovo. Io, allora, come giudico questo weekend? Beh, non si può che giudicare molto negativo, chiaramente, perché ancora una volta il Cagliari dimostra, questa squadra e questo allenatore, ancora una volta come negli ultimi 2 mesi, dimostra di non aver capito come si gestiscono determinate pressioni. Dal punto di vista dei tifosi mi sono fatto 2 domande. Allora, mi sono fatto 2 domande, una dal punto di vista della gestione, appunto, e mi chiedo se per caso la questione stadio non abbia distratto la società un pochino dalle questioni tecniche. Quindi non vorrei che in una società tutto sommato così piccola e dove le relazioni, i rapporti fra dirigenza e settore tecnico sono necessariamente stretti, la questione, la grande concentrazione che c'è stata negli ultimi mesi per risolvere la questione stadio abbia in qualche modo allontanato, insomma, creato una specie di scollamento che poi ha determinato in una direzione tecnica, nonché in una rosa così giovane, una sorta di, come dire, perdita di punto di riferimento o di punti di riferimento. Non so se è mai stata presa in considerazione questa ipotesi. Io ho notato questa cosa, cioè quando la questione stadio è diventata centrale per il Cagliari, la squadra ha iniziato ad avere un rendimento minore. Magari sto dicendo una scemenza, magari è solo una coincidenza, però mi viene da sottolineare che questa ipotesi potrebbe anche essere presa in considerazione. L'altro aspetto, invece, è quello legato appunto a questa, come dire, percezione che il Cagliari ci ha dato a un certo punto di poter fare un altro tipo di campionato e che invece ha visto un brusco ridimensionamento. Non vorrei che questo avesse
no, non vorrei, sicuramente questo ha influenzato le nostre aspettative, perché io mi chiedo, se il Cagliari fosse stato terzultimo per mezzo campionato e oggi fosse a +3, come valuteremo questa situazione? Nel senso, è probabile che il Cagliari si trovi oggi nella posizione che gli compete per rosa, inesperienza e per anche giochi di forza che ci sono a quei livelli della classifica, e nessuno dovrebbe dire niente di questo, nel senso il Cagliari è da 16° / 15° posto in questo momento, però magari sì, magari questi sono i valori, però chiaramente dopo che abbiamo avuto un periodo della stagione, un mese molto molto positivo, con risultati estremamente favorevoli, alcuni anche sorprendenti, eccetera eccetera, probabilmente, e forse anche, nel senso non biasimo nessuno, qui io giustifico chiunque abbia fatto questo, si è fatto la bocca dolce appunto, sperando che il Cagliari quest'anno lottasse per far vedere un valore assoluto maggiore rispetto a quello che poi forse realmente ha, o quello comunque ha dimostrato di avere negli ultimi anni, nelle ultime stagioni. Quindi io siamo un po' tutti abituati al fatto che a questo punto della stagione partite come quelle che si stanno per giocare sono fondamentali. Approfittiamo del fatto che la batosta perché per me veramente è stata una brutta batosta, quella di Sassuolo, quella di Reggio Emilia, è stata poi seguita da una serie di risultati negativi anche da parte delle nostre dirette concorrenti, e che questi 3 punti di vantaggio sono rimasti, non sono stati erosi dopo questa sconfitta. Questo dovrebbe dare un minimo di cioè far partire questa settimana con un minimo di serenità in più rispetto a quella che, diciamolo chiaramente, speriamo di non essere smentiti, è una partita sulla carta affrontabilissima. Beh, Giusto? se non è affrontabile in casa Cioè, con la Cremonese, esatto. onestamente, Chiudiamo tutto. Quindi io capisco la tensione, l'incapacità di gestire, eccetera, eccetera, un trend psicologico, diciamo, una situazione, un trend che non mette nella posizione psicologica di essere sereni, questo senza ombra di dubbio, però stiamo andando ad affrontare la Cremonese che sta prendendo praticamente pappini ovunque, ha vinto credo solo la penultima giornata, ma delle ultime 5 le ha perse, le altre 4 le ha tutte perse. Sì, vabbè, anche vinto col Parma, ha vinto con un tiro cioè il jolly più un contropiede tra contro una l'altro, squadra che cercava quindi, il pareggio. Col Bologna prima ho letto qualcuno che diceva doveva perdere 5-0, magari 5-0 no, però magari 3 3-0. puliti sì, ecco. Sì, attraverso anche di ecco, Mauro, sì. speriamo che non ci si sdrai su questa cosa, cioè sul fatto che la squadra che stiamo andando ad affrontare è una squadra con serie difficoltà da molti punti di vista in tutti i reparti, però ricordiamoci sempre che cioè spero che il Cagliari abbia idea che questa partita non si può giocare per il pareggio, ecco, cioè nel senso non è che giochi per tenerti dietro di 3 punti una diretta concorrente. In questa partita bisogna fare i famosi 6 punti, cioè quella partita che vale 6 punti, perché poi ti ritroveresti la Cremonese 6 punti dietro e allora non guardi più neanche quello che fanno gli altri, che fa il Lecce. È una situazione pericolosa per quanto riguarda il calendario, ma ci sono anche delle condizioni, ho visto degli incroci che non sono così sfavorevoli. Quindi direi che la stagione si gioca nelle prossime 2 partite per il Cagliari, fondamentalmente. Nel senso che nelle prossime 2 partite, da quello che ho visto dagli incroci, si può mettere quel margine che poi diventa difficile da recuperare per chi è dietro quando mancano 4-5 partite. Quindi
direi che queste due sono proprio le due finali. Sono proprio le due finali. E che bisogna fare di tutto per portarle tutte e due a casa. Cioè, le famose carte false. Questo ci dirà molto sia su questa stagione, ma anche sul futuro di Pisacane, probabilmente. Non so cosa ne pensate voi di questo, cosa sapete voi di No, questo. allora guarda, il discorso secondo me, quello che preoccupa è il crollo a picco, cioè di questa squadra negli ultimi 2 mesi abbondanti. E mi preoccupa anche, mi preoccupano alcune situazioni, cioè la gestione della sala stampa, per esempio, di Reggio Emilia. A me, io non ero presente, ma insomma c'era Roberto, quindi è come se fossimo presenti, come se fossi presente anch'io, visto che insomma, perché mi sono informato bene su tutte le cose, poi mi sono riascoltato la conferenza stampa, le domande, le risposte sia di Pisacane che di Esposito. A me personalmente non hanno lasciato buoni pensieri per il futuro, ecco, diciamo così. Ma perché? Perché abbiamo visto per la prima volta un Pisacane davvero preoccupato? No, perché ho visto un Pisacane rispondere male a tutti. 3 domande gli sono state fatte di fatto Sì. dalla stampa sarda, quindi da noi, da Lele Casini e da Bibi Velluzzi, che comunque vabbè, lavora per la Gazzetta. Mi è sembrato in difficoltà anche proprio a livello di argomenti, cioè paradossalmente l'ho visto quasi più centrato post Pisa. Sì. Cioè, post Pisa, sai, chiaramente situazione, cosa dovevi dire? Cosa dovevi dire? Oh, Non dovevi certo. dire, se non chiedere scusa, dovevi dire ben poco, perché effettivamente avevi toppato su tutta la linea, su ogni elemento. Contro il Sassuolo ci si è attaccati a un primo tempo, sì, positivo, ma ribadisco, fatto contro un Sassuolo in ciabatte. Un Sassuolo che non ha fatto niente per metterti davvero in difficoltà nel primo tempo. E tu lì sei stato poco abile nel riuscire a trovare il secondo gol, perché già lì se fai 2 gol non dico che vinci, perché comunque magari 2 gol nel secondo tempo li prendi, però intanto porti a casa un pareggio, intanto riparti, intanto vai, già ti evitavi il ritiro e tutta una serie di situazioni negative, perché come sapete io sono contro il ritiro. Per me non serve a niente, anzi rischia soltanto di essere dannoso, quindi speriamo di essere smentito da questo punto di vista. Però dico, non mi sono piaciute le vibrazioni appunto emanate sia da Pisacane che poi da Esposito nel finale della sua conferenza stampa. Io purtroppo vi leggo, quindi sono situazioni si potevano gestire, diciamo, in maniera migliore, ecco. E soprattutto sì. No, dico, e chiudo poi. Scusami. E soprattutto, ripeto, io ho paura veramente che ora si sia insinuato il verme del dubbio, della paura, dell'incapacità di reagire in un gruppo che, finché i risultati accompagnavano anche la crescita in qualche modo dal punto di vista appunto della classifica, del fatto che alcuni giovani potessero giocare e quant'altro, è andato dritto, ok, è andato per la sua strada e via dicendo. Una volta che i problemi hanno iniziato a esserci realmente, perché sai, è vero che tra la vittoria di Lecce, la vittoria contro la Roma, sono passati 73 giorni, mi pare, una cosa del genere, 70, adesso non mi ricordo, comunque 2 mesi e mezzo. 2 mesi e mezzo, da fine settembre a metà dicembre. Esatto, non ricordo esatto la data esatta. Però comunque è ancora più lunga quella striscia negativa di digiuno, diciamo così, per quanto riguarda il Cagliari, rispetto a questa. Però all'epoca almeno avevi la possibilità di recuperare, perché comunque
Beh, c'era appunto, più di metà campionato. c'era verità. metà campionato, c'era tutto il giorno di ritorno Certo. e quant'altro. Ora, che invece chiaramente il tempo non c'è più, è un calendario tutt'altro che semplice, ripeto, proprio anche nell'idea di economia di casa o economia domestica, cioè fare i punti a Sassuolo era fondamentale, perché tu sabato, anche se dovessi vincere contro la Cremonese, poi rischi di bruciare quei 3 punti perché vai a giocare venerdì sera a Milano in casa dell'Inter, di un Inter che, soprattutto in base anche al risultato di ieri di Napoli-Milan, non può minimamente rallentare, non può minimamente fermarsi. Quindi era fondamentale provare a dare un abbrivio, a prescindere da quella che sarà poi la partita di sabato con la Cremonese. E io penso che, proprio perché abbiamo visto che in questo periodo questo Cagliari non è in grado di gestire il vantaggio, di gestire la tranquillità, di gestire tutta la situazione generale che c'è intorno a questo campionato in questo momento, l'approccio da fare è pensare che con la Cremonese ci arrivi a pari punti, non che sei in vantaggio di 3 punti. Cioè devi pensare come se la Cremonese avesse vinto. Arrivati a questo punto, dico, cioè, visto che tu non hai fatto punti a Reggio con il Sassuolo, perché l'idea di no, ma noi ce la facciamo perché poi tanto quelli si incasinano tra loro, si fanno, perché c'è Lecce Fiorentina, per esempio, nel prossimo turno, anzi tra 2 turni, cioè quando il Cagliari giocherà contro la Cremonese, la giornata successiva, quando giocherà contro l'Inter, c'è anche Lecce Fiorentina, quindi necessariamente una delle due si ferma, o comunque se anche pareggiano non salgono troppo, ok. E questa squadra non deve pensare ai calcoli, perché ha dimostrato di non avere un bel rapporto con la matematica, visto che ha bruciato un vantaggio di 11 punti e lo ha ridotto a 3 punti e non sa neanche come fondamentalmente è riuscita a tenere questi 3 punti. Quindi credo che il discorso sarà un po' questo, Ale, cioè il fatto di riuscire a capire che tipo di risposta psicologica darà la squadra, Sì. perché io non credo che sia un discorso atletico, non credo che sia un No. discorso di forma No. fisica e quant'altro. No, sono troppo giovani per quello. Allora, la fragilità mentale è, diciamo, una caratteristica dei giovani. Nel senso, non è un problema personale, è normale che quando si è immaturi, quando si è, no, più che immaturi, non mi piace usare la parola immaturi, ma in fase di maturazione, la maturazione prevede anche questi colpi, cioè prevede anche queste fragilità. Noi cresciamo perché sbattiamo il muso, cioè gli esseri umani diventano adulti, ma anche gli animali. Diventiamo tutti adulti e l'esperienza la formiamo sul pericolo, sulla delusione, la formiamo sulla sensazione di inadeguatezza, sulla gestione della sindrome dell'impostore. È una situazione che non può non verificarsi in una squadra così giovane, cioè è normale. Non prendiamo poi di esempio situazioni come il Como, dove i giovani vengono da una formazione completamente diversa. Noi abbiamo una squadra giovane e italiana, abbiamo anche capito molto bene che a livello formativo il calcio italiano in questo momento è estremamente carente, quindi a questi ragazzi io non è che non li giustifico, non è che sto qui a biasimarli perché non sanno gestire una situazione del genere. In questo caso, e mi riaggancio a quanto ho detto all'inizio, forse la società dovrebbe essere un po' più presente, per esempio sul piano della comunicazione, ed evitare che conferenze stampa come quella post Sassuolo vadano in questo modo. Però a quello, cioè quelle linee guida, quella solidità, te la deve dare chi dirige. E forse chi dirige è stato un po' distratto. Così mi viene da pensare. Non so.
anche certi tipi di tutela, cioè sentirsi tutelati. Cioè, alla fine, una società di calcio come deve funzionare? Il settore tecnico è quello più fragile, in generale, perché è quello che determina i risultati, è quello che si espone, quello che va in campo. La dirigenza deve essere il guscio che protegge quella roba o che fa sentire tutelato il settore tecnico. Se quella tutela in qualche modo non viene più sentita perché il settore dirigenziale, manageriale è molto occupato a fare altro, forse succedono queste cose. Non lo so. Io Sì, no, è, è ampiamente è condivisibile una sensazione, è una il tuo sensazione. ragionamento. Il tuo ragionamento è ampiamente condivisibile, anche perché poi, appunto, in tanti continuano a citare ancora la cessione di Luperto come lo spartiacque, no? No, Ma il però problema, aspetta, no, no. il problema è che si è fatto male Gigi Riva, quello è il problema. No, il problema è di Luperto e secondo me se avessero ceduto chiunque in quel momento, Ma non c'entra sì. niente. non è tanto il singolo, è il discorso del pensare comunque, cioè più che Luperto, lo scriveva Roberto nel suo pezzo di oggi, è il fatto che tu hai portato in anticipo dei giocatori, senza mettere la croce ovviamente addosso ai poveri, al Barassina e Ratterink, che evidentemente l'allenatore non ritiene in grado di far giocare, che non sono ancora pronti, perché in quel momento tu lasci andare Luperto e prendi Dossena, e quindi comunque hai come dire, un backup, fai andare via uno, prendi un altro titolare. Il discorso è l'altro, cioè si fa male Felici e arriva al Barrassin, però quante partite ha giocato al Barrassin? Ha giocato 10 certo. minuti. 10 minuti ha giocato. 10 minuti contro il Pisa in una gara già persa, in una gara praticamente finita già da inizio secondo tempo, ecco. E soprattutto poi hai lasciato andare via un giocatore come Luvumbo, che con tutto il suo casinismo organizzato o disorganizzato quando ha giocato, comunque era una freccia che avevi a disposizione, era uno che non dovevi far adattare al campionato italiano, come in questo caso invece stai facendo e devi fare con Albarracin e Ratterin, che evidentemente non giocano perché non sono ritenuti ancora in grado di poter reggere le pressioni della Serie A di una lotta a salvezza. Questo è un po' il quadro, e ripeto, Luperto è lo specchietto per le allodole, cioè è il caso che rompe tutto, ma in realtà sono gli altri problemi. Leggevo prima, non so chi l'abbia scritto, però nei commenti comunque sono d'accordo su quello, si è rotta la catena di sinistra, perché tu hai perso per 2 infortuni gravi che te li hanno portati via per tutta la stagione, prima Felici e poi Idrissi. Si è sempre detto Palestra può giocare anche a sinistra. Quante altre volte l'abbiamo visto giocare a sinistra? Solamente nel finale, quando è entrato al Barrassina a Pisa, se non ricordo male. Ok, Esatto. quindi giocato a sinistra. Tendenzialmente il vero problema è stato quello, cioè a Pisa con un'ala sinistra che fosse Felici o che fosse Idrissi in forma, quando vedevi che triplicavano su Palestra, tu avevi tutto lo spazio dall'altra parte per provare a fare male. Ed è lì poi l'errore. Lì l'errore del fatto di non aver avuto giocatori in grado di... Si diceva sempre, doveva arrivare Dominguez al posto di Felici. Ok, però se Dominguez la mattina del 31 non arriva, o la mattina dell'1 non arriva, allora a quel punto non andare via Luvumbo magari. Non lo so, cioè... io penso a posteriori è facile fare tutto questo tipo di ragionamenti, però io penso che Luvumbo non volesse rimanere. Però quanti di noi pensavano che al 7 aprile, quindi dopo 2 mesi abbondanti, Albarracin e Ratterink avrebbero giocato spiccioli, nonostante lascia perdere come è andata, cioè la deriva che hanno preso i risultati.
Cioè, io io lo pensavo immaginavo. almeno che avesse 5 partite, 5 presenze. No, Mi io lo aspettavo di più. Cinque immaginavo. presenze. Io Io lo invece mi immaginavo. aspettavo di più, io mi aspettavo di meglio, decisamente. Ero No, convinto no, io fossero mi aspe- comunque in grado di giocare, almeno, da quel no, io credo che si parlava. che E siano allora, stati, ehm, credo è che un siano stati, investimento per il prossimo sì, anno. sì, 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 nessuno aveva pensato, secondo me lì dentro nessuno aveva pensato che erano pronti per giocare. Abbiamo preso dei giocatori, tra virgolette, degli affari, nel senso sicuramente c'è stato un vantaggio economico nel prenderli a gennaio, o si è pensato che ci fosse un vantaggio economico nel prenderli a gennaio e lavorare in prospettiva. Il Cagliari, ricordiamoci, ha anche problemi con la primavera. Albarracin è stato anche messo in rosa con la primavera. Una volta che vedi che gli si dà una maglia con la primavera, capisci già com'è l'andazzo, insomma. Non è quello. Il problema è che il Cagliari, intanto fare mercato a gennaio è molto difficile, cioè trovare un backup di Felici a gennaio nel campionato italiano e anche all'estero già pronto, sinceramente lo vedo molto difficile. Credo tra l'altro che l'infortunio di Felici sia il vero grosso problema del Cagliari, ancora di più di quello di Belotti, di quest'anno, cioè quindi aver perso Felici praticamente per una stagione, quello è davvero molto grave, è stato davvero molto grave. Idrissi comunque per lungo tempo ce lo siamo goduti, o comunque lo abbiamo potuto utilizzare, si è fatto male adesso lo vedremo alla prossima stagione in campo, ma abbiamo visto il suo potenziale, e soprattutto dopo che si è fatto male, cioè si è fatto male a mercato abbondantemente chiuso e quindi non possiamo fare niente, quindi probabilmente per quello si dovrà agire in estate per capire quali errori o quali valutazioni sono state fatte male durante il mercato sia a giugno scorso che l'ultimo mercato invernale, e creare una rosa che abbia quella profondità necessaria che ti permetta di fare 5 cambi sempre, perché la cosa più impressionante è che ci sono state partite in cui il Cagliari ha fatto 2 cambi, cioè in un calcio dove cambi il 50% della squadra di movimento, riesci ad avere una freschezza in campo per tutta la partita che ti consente di tenere alti i ritmi. Se tu fai 2 cambi stai dicendo tante cose, ma l'effetto è che devi abbassare il ritmo, devi contenere. Quindi questo campionato va portato a casa così, inutile che ce la meniamo, cioè questo campionato va portato a casa in questo modo, con quello che abbiamo, e qui deve venire fuori. Ormai sì. Sì. Ormai sì. E Ti deve sei venire messo in fuori, questa condizione. Cosa puoi fare? e deve venire fuori il carattere, deve venire fuori anche la forza di qualche singolo, secondo me, che deve poter incidere maggiormente. Penso a Foloruscio, penso a Esposito, cioè penso a quelli che hanno giocato già anche in grandi squadre, che hanno respirato a situazioni di pressione importanti, che possono penso a Deiola, penso all'importanza di avere Deiola in questo momento in questa squadra utilizzabile. Penso al recupero di Borrelli, che potrebbe far tornare Pisacane a ripensare una squadra in grado di avere quel centravanti fermo che prende i palloni alti con le spalle alla porta, che appoggia. Niente. Che appoggia. Telefonata. Esatto. Telefonata in corso. Bloccato ovviamente. Vabbè, qui ci sarebbe da fare tanti discorsi. Io mi aggancio un po' a quello che hai detto tu, Fra. Però nessuno mi toglie dalla testa che dopo Eccolo. Verona. Aspetta, poi proseguo No, dopo. Vai, no, prosegui, vai. no, vai. ero infogatissimo, ragazzi. Cioè, Devi mettere in modalità aereo, così nessuno ti chiama. stavo andando proprio bene, cioè mi sentivo proprio a un certo punto ho detto, questa esperienza di 131 mi sta facendo diventare quasi un giornalista sportivo. Ero preso bene. E invece è nuda. Però ci siamo capiti, insomma, no? Sì, certo. Ci sono tutta una serie di piccole situazioni che adesso devono fare in modo che
con la situazione attuale, con gli infortuni attuali e col mercato chiuso, portino il Cagliari a fare quell'upgrade minimo che ci deve consentire di finire il campionato in Serie A, e quello che sinceramente mi auguro come tifoso in questo momento è che si dimostri che Pisacane può affrontare la categoria e può continuare questo progetto che sinceramente a me piace molto e che mi fa, come dire, mi ha fatto voler bene il Cagliari in maniera diversa quest'anno, cioè sapere che il Cagliari è stata la più giovane, la più italiana, che ha azzardato questo. A me piacciono gli azzardi, cioè piacciono le grandi scommesse, perciò mi tendo a premiarle. Se il Cagliari si salva, per me questo è una cosa straordinaria, perché stiamo parlando di un allenatore esordiente e di 6-7 giocatori che non avevano mai giocato in Serie A, che riescono a salvare questa squadra. Per me sarebbe una grande vittoria. Ha ragione Angelozzi, se arriviamo quart'ultimi abbiamo vinto il nostro campionato. Però peccato che l'ha detto a fine in gennaio. È il timing che secondo me lo direbbe ancora. Beh, per forza, certo. Però io vi faccio allora questa domanda. Dopo Cagliari-Verona, perché è quello, la data è quella, 4-0, sì. 6+11 dalla Fiorentina che era terzultima. Sì. C'è il mercato, arrivano determinati giocatori, vendi Luperto, però poi fondamentalmente dopo quella partita non si è più visto il Cagliari. No. Parliamoci chiaramente, non si è più visto il Cagliari. Parzialmente contro il Como? Parzialmente contro il Como, ma in generale tu non hai più visto quel Cagliari. Quel Cagliari voglioso, quel Cagliari che aveva fame. Si sono probabilmente seduti, e questo discorso, perché poi è stato affrontato anche in diversi articoli, sul fatto che intorno a livello nazionale il Cagliari fosse osannato, i giovani, l'esperienza, gli italiani, quello e quell'altro, è un po' un cullarsi sugli allori. Ma dopo tutto questo, dopo che tu vai a perdere 4 partite di seguito, tutte diverse tra di loro, perché se come Napoli comunque avevano un senso, Pisa e Sassuolo no, e Lecce nemmeno, ok? E parliamo di esperienza, certo, l'esperienza l'ha detto lo stesso Pisacane venerdì scorso in conferenza. I giocatori sono giovani, però alla 30ª giornata io mi aspetto che si abituino. Ma io mi aspetto allora che anche l'allenatore possa avere quell'esperienza in quelle 30 giornate per dire la situazione ora è completamente diversa. I cambi di Sassuolo, di Reggio Emilia, chiamatelo come volete, del Mapei Stadium, hanno fatto capire che c'è una problematica, perché io tuttora l'ho visto anche nei commenti e ne abbiamo anche parlato. Perché Mazzitelli non entra? Perché il 2-1 nasce dall'ingresso di un giocatore che era appena entrato, e l'ho rivista e rivista quell'azione, era a 2 all'ora quell'azione, a 2 all'ora. Ma allora io mi aspetto da chi entra dopo 5 minuti che abbia la bava alla bocca, perché il Cagliari ha bisogno di questi giocatori, non che vieni ribaltato dopo l'1-0 alla fine del primo tempo. E allora la reazione e il ritiro non lo so, questo io non sono allenatore, non sono un giocatore di calcio, commento quello che vedo, e quello che ho visto negli ultimi 2 mesi non mi è piaciuto per niente. Ma io mi auguro che sia un ritiro per abbracciarsi, per unirsi, per darsi forza, più che un ritiro punitivo. Certo ci sono poi le singole personalità, quindi ci sarà qualcuno che in ritiro riuscirà a sentire quella sensazione appunto di fare squadra, e qualcuno che la vedrà come una privazione della propria libertà. Purtroppo il calcio è uno sport, purtroppo per fortuna il calcio è uno sport che mette insieme tantissime personalità, perché squadre rose di 25 giocatori sono dei collettivi importanti, cioè non è una squadra di basket o una squadra di pallavolo, cioè il calcio è una famiglia larghissima, no? E quindi c'è di tutto dentro. Auguriamoci che intanto che questo ritiro abbia di nuovo una presenza importante e forte della società, e che faccia capire a questi ragazzi che non sono soli.
e a Pisacane soprattutto, che non è solo. E poi andiamo a giocarcela. Io vi dico anche questa cosa qua: nel male di avere di vivere una stagione di patemi, c'è il bello di vivere una stagione di patemi, nel senso Che sei vivo. che partite come quella del prossimo fine settimana, adesso non so se è sabato o domenica. Quando è? Cremonese, sabato alle 15. Sabato ore 15. Partite come quella di sabato alle 15 sono partite che noi aspettiamo tutta la settimana perché sono, siccome l'Italia non ci dà finali, Te le devi costruire in casa in qualche modo. ce le costruiamo noi, esatto, ce le costruiamo noi. Ale, grazie come Grazie a sempre voi. per essere Come stato sempre. con noi. Grazie Ci davvero, vediamo settimana prossima. Un abbraccio e buona primavera, visto Grazie, che dietro di te, insomma, bellissimo. Qui siamo un bel immersi panorama, nella primavera. un bel panorama. Ciao, Ciao, Ale, ragazzi. un abbraccio. Ciao Ale, ciao. Eccoci qua. Tac. Anzi, ci mettiamo così. Stiamo facendo la stessa cosa. Grande. Vedi? Grande. Comunque ci sono tantissimi commenti. Ovviamente non è che non li voglio mettere, anche se nessuno si è lamentato, ma volevo poi parlare lamento io, fondamentalmente mi lamento io di te. No, li hai appena tolti. No, stavo facendo, hai fatto già tu. Mi lamento, ti anticipo, capito? Che sei dietro, sei in ritardo. Va bene, sono in ritardo. Scusami. Ho bisogno di andare in ritiro anch'io. Guarda, se vuoi ti accompagno. Andiamo. Ti accompagno. A Lourdes. A Lourdes ho molti agganci, guarda. Se vuoi ti faccio il posto, te lo trovo anche in 48 ricovero, ore. Esatto. anche di più, guarda, anche una settimana se vuoi. Anche una settimana. No, vabbè, il discorso dei commenti è ovvio che da un certo punto di vista non viene tollerata questa situazione, dove comunque il Cagliari è una squadra completamente diversa, inutile che ci giriamo attorno. Probabilmente a livello anche di attenzione, l'esperienza, sai, anche il discorso dell'esperienza. Allora, io ho giocato a livello bassissimo. Secondo, okay. La roba di Zappa, perché ve leggevo nei commenti, Sì, io credo sì. che abbia ragione Christian quando dice Zappa è chiuso da Zé Pedro perché in questo momento il portoghese Sì, è superiore. certo. E io credo che sia Così. solo quello il discorso. Guardate. Non penso che ci sia altra Onestamente. problematica. Cioè, non anche ci perché risulta, quindi. Ha Però avuto la sfiga di trovare uno che praticamente da quando è entrato ha sbagliato mezza partita. è sempre il migliore in campo, anche contro il Sassuolo ha annullato l'Oriente, c'è poco da fare. Quindi la sua sfortuna è stata... Ecco, questa è una delle cose positive quella. di questo periodo, possiamo dire assolutamente questo. Però, cioè, dopo 31 giornate, il discorso di esperienza nel vivere determinate situazioni, ma tu stai comunque giocando a pallone. Cioè io la ragiono molto elementarmente, nel senso, tu hai vissuto sino a fine gennaio un campionato più che buono, possiamo dirlo. Cagliari comunque era più 11, giocava comunque bene, sbagliava qualche partita, hai fatto quelle 3 vittorie consecutive e tutti belli contenti. Poi, Ma insomma, ti nel ricordo senso, che sì, assolutamente, fa ridere. Esatto, assolutamente. Però era una situazione completamente diversa rispetto a questa. Ora ti trovi a trovarti in una situazione del genere non a inizio campionato, a fine campionato, che può essere peggio da un certo punto di vista, ma dall'altro tu hai avuto l'esperienza delle prime 31 giornate, delle prime 25 giornate, l'hai avuta? Certo che l'hai avuta. E allora, nel momento in cui ci sono anche determinate decisioni di mandare in campo, c'è stato il discorso degli infortuni, c'è stato il discorso dei giovani che sono stati mandati in campo e che quindi per necessità li hai mandati in campo, ma nel momento in cui tu ritrovi la rosa, chi più, chi meno, chi più in forma e chi meno in forma, sono le decisioni che tu prendi durante una gara. E la gara col Sassuolo, l'ha detto Nicola che li ha visti, perché da bordo campo te ne accorgi, ma si è visto anche dalla TV che il Sassuolo non era al 100%. Quando ha un attimino messo chi? Matic, e mi pare che non possiamo mettere in dubbio un giocatore come Matic, Bacolà che aveva più voglia di giocare di Lorientè, ma senza nemmeno chissà che cosa, il Cagliari è entrato in difficoltà. È preso un gol come ultimamente succede.
all'inizio del secondo tempo, un gol più che evitabile, perché come diceva Nicola, quando tu non c'eri, che è caduta la linea, quando giochiamo anche noi a calcetto, occhio a chi è fuori area, lo diciamo noi che non siamo Lo sai calciatori. bene tu. Esatto, ok? E il Cagliari ha preso quel gol, poi prendi il gol, va bene, però reagisci, non c'è stata una reazione da questo punto di vista. E prendi il 2-1, l'ho rivisto 30 volte il 2-1. Ma scherzi, ma nemmeno a calcetto prendiamo un gol del genere noi. Quello che va di tacco, non anticipi, non riesci ad anticipare Pinamonti, lo fai girare, ci vai lento e prendi il 2-1. Prendi 2 gol da una squadra che probabilmente i 2 gol non li voleva fare e li ha fatti. E poi non hai la reazione, perché il gol di Obert, è vero, se Obert avesse segnato 2-2, pareggio, quindi a posto. Non è proprio così, perché sono questi gli errori. Hai preso il punto, quindi a posto. Non è proprio così. La Cremonese non sta benissimo, il Lecce non sta benissimo. A me non so se il Cagliari sta meglio, sinceramente, vedendo un po' le partite. Non lo so. No, è chiaro che la situazione è questa, no? Io il discorso che si faceva prima sul fatto che fosse una partita abbordabile comunque, cioè se non è abbordabile una partita contro una squadra che sta dietro di te, al di là di quello che è il tuo momento, allora chiudiamo tutto, perché se diventa una partita difficile anche la Cremonese, chiudiamo tutto e lasciamo, cioè ci diamo altro all'analisi di altre cose, onestamente, perché cioè, non è per mancare di rispetto alla Cremonese, non è per altro, però se diventa complicata una partita contro la Cremonese in casa, beh, allora ragazzi, cioè, diventa inutile veramente continuare a competere, a provare a competere, perché insomma, se no veramente diventa... Non lo so, ci sono chiaramente delle enormi storture in tutta questa ultima gestione del Cagliari degli ultimi mesi. Volevo rispondere a chi dice sul discorso del quart'ultimo posto e quant'altro. Il quart'ultimo posto per me, vista come si è messa la situazione, diventa una cosa positiva soltanto all'ultima giornata, se sei lì che ti stai giocando l'ultimo posto per stare in Serie A. Se no, per me non è il modo di guardare le cose con uno sguardo verso il futuro, ecco, con lungimiranza e quant'altro. Ripeto, poi sono state guarda, a livello comunicativo e dialettico ci sono stati dei boomerang in questa stagione del Cagliari clamorosi, perché quella è stata la prima, ma ancora prima c'è stato il no, Gaetano intoccabile, incedibile, non si vende quando vai a Cremona, e in realtà era tutta una questione strategica per Luperto dici, Luperto. Sì, che ho detto? Gaetano? Gaetano hai detto, sì. Luperto, non Gaetano, Okay. scusate, Luperto. Sì, credo che fosse abbastanza evidente che parlassi di Luperto. E poi il voltafaccia all'ultimo giorno e tutto. Che ripeto, io continuo a dire oggi Luperto per 5 milioni lo cedi, punto, finisce, cioè non ci sono discussioni su questo. La gestione di tutta la cosa però doveva essere sicuramente migliore. Quella appunto la battuta sul quart'ultimo posto in conferenza stampa, che da parte di Angelozzi, che sicuramente non è condivisibile, e la frase lo stesso sul quart'ultimo posto, importante è mettermene 3 dietro, che dice Pisacane a Pisa, uguale, e poi soprattutto la gestione degli ultimi speciali, appunto quello con cronaca di spogliatoio, che è stato girato, ve lo ricordo, dopo la partita con scusatemi, prima della partita con il Como, Prima della partita con il Como, tant'è che poi in conferenza stampa pre-Como, Luca ti ricorderai, sì, c'era anche Giacomo Brunetti di Cronache che stava chiudendo un po' sì, il discorso. Poi per motivi immagine editoriali, quindi montaggio, tutte queste cose qui, il lavoro evidentemente era pronto soltanto dopo.
credo che tutti pensassero, compresi i colleghi di cronaca e quant'altro, che il Cagliari contro il Pisa vincesse, che quindi potesse riportare di nuovo i 3 punti, quindi di nuovo un momento di tranquillità e tutto, che non c'è stato invece in maniera inopinata, come ben sappiamo. E quindi poi alla fine cosa dovevano fare questi? Non dovevano più mandare lo speciale dopo che avevano speso, investito tempo, soldi, fatto quel tipo di lavoro privilegiandolo rispetto magari ad altri più comodi e quant'altro. Cioè, una volta che avevano il prodotto pronto, cosa dovevano fare? Non dovevano mandarlo? Non dovevano pubblicarlo? Ovviamente non esiste una cosa del genere. E quindi il discorso è che non lo so, io sto ipotizzando, probabilmente quel lavoro era pronto da prima, c'è stato uno slittamento dovuto a normali dinamiche di gestione della comunicazione che ovunque ci sono, ovunque, ok? Perché il Cagliari si comporta così, ma si comportano tutte in questo modo, ve lo possiamo garantire noi che abbiamo a che fare con società di vario tipo, professionistiche e non, di calcio e non, quindi anche di altri sport. E quindi poi si è arrivati alla pubblicazione di questa intervista nel momento sbagliato, ma qualunque momento sarebbe stato sbagliato probabilmente, perché arrivati a quel punto sarebbe stato sbagliato sempre. E niente, poi su chi dice che i giovani non hanno giocato, cioè ragazzi, comunque Kilixoi 20 anni ha 25 presenze, Idrissi 20 anni 26 presenze, Rodriguez 20 anni 12, praticamente tutte da titolare. Liteta ne ha giocato 4 e non aveva mai giocato nessuna partita da professionista. Lo stesso 3P è entrato 7 volte. È entrato pure Mendy 2 volte, 30 presenze per palestra. Sulemana c'ha 22 anni, ne ha fatto 10. Prati, che comunque non fa più parte del Cagliari, ma ne ha 22, ne ha fatto 22 di presenze. Caprile è il titolare più giovane dei portieri della Serie A, perché è il portiere più giovane di quelli. Sono andato a controllare il dato, cioè Falcone, per dire che è una squadra che si sta giocando la salvezza del Cagliari, ha 30 anni, non 30 anni, 24 sì. Come Caprile. Insomma, quindi se poi pensiamo che i giovani siano i sedicenni, ok, va benissimo, ma allora a quel punto è un discorso che vale per tutta l'Italia, cioè non vale soltanto per il Cagliari. In un discorso di percezione nazionale, cioè nazionale non della nazionale azzurra, nazionale della nazione Italia, del calcio italiano, comunque è un dato che il Cagliari, basti vedere, ripeto, il dato sull'età media, è la squadra più giovane, la seconda squadra più giovane insieme al Parma. Poi può piacere, può non piacere, può dare fastidio, può non essere ancora sufficiente come obiettivo generale, ok, però questo è un discorso da fare in Italia, ma il Cagliari gioca in Italia e quindi comunque è così. Poi, ripeto, se si vuole fare un discorso assoluto, allora bisognerebbe andare a iscriversi in un altro campionato per fare delle cose diverse, però questo è di fatto il discorso del contesto in cui gioca il Cagliari, in cui si opera. Poi che il Cagliari cioè che in Italia, scusatemi, non solo il Cagliari come espressione del calcio italiano, ma che in Italia non si dia spazio ai diciottenni, non si dia spazio ai diciassettenni, non si dia spazio ai diciottenni e via dicendo, questo è un discorso generazionale, ok? E lo vedi nella gestione della primavera, in cui giocano i ventenni, addirittura i ventunenni ogni tanto, perché mandi i giocatori che dalla prima squadra non giocano a giocare in primavera. Cioè, è un discorso più generale da quel punto di vista, però dire che il Cagliari non ha fatto giocare i giovani, non ha valorizzato i giovani, non ha dato spazio ai giovani, per me è una lettura sbagliata, ok? E quindi così. Se Pisano poteva esordire a 16 anni in una serie di livello in questa A mediocre, non potrebbe giocare nessuno. Ripeto, cioè è una questione generale. Il Milan va a prendersi Modric che ha 41 anni. Le gioca tutte. Le gioca tutte.
Tutto. È vero che hanno preso anche Yashari, che è molto più giovane, sicuramente. non gioca mai. Però gioca Modric. Cioè, Certo. è questo un po' il discorso. Soprattutto poi questi qua, per esempio, la Juve, tanto li leggete anche voi i giornali, li leggete voi anche i siti e quant'altro. Lewandowski, potrebbe essere la Juve cerca un centravanti, può essere Lewandowski. Quanti anni ha Lewandowski? Sì. Cioè, prima in Italia arrivava il centravanti più forte del mondo che aveva 22 anni, non 38. Quindi, cioè, è chiaro che in generale, se fai un discorso globale, e tu stai parlando, cioè noi stiamo parlando di una situazione complicata in un campionato loffio, perché la Serie A è un campionato loffio, credo che nessuno si possa offendere da questo punto di vista, ok? Credo che stiamo semplicemente dicendo la realtà. Direi. Però questo è. E fino a quando non cambia qualcosa in generale, cioè il Cagliari, ripeto, quest'anno col fatto che hanno giocato i vari Chilixoi, Idrissi, Palestra e quant'altro, appare, no, come la squadra che fa giocare di più. Quindi a livello nazionale perché risalta il Cagliari? Perché è la squadra che effettivamente in una logica generale è quella che fa giocare più giovani di tutti. Poi ripeto, sul merito si può discutere, ma in Italia i giovani sono i 22enni, in Spagna i giovani sono i 15enni. E vi do ragione, ragazzi, cioè ci mancherebbe. No, io non è che sto difendendo il Cagliari, non sto difendendo il modo di vedere il calcio italiano e quant'altro. Cioè lì bisognerebbe cambiare completamente mentalità. Però se si analizza il contesto in cui il Cagliari gioca, questa è la situazione. Poi, ripeto, l'idea di far giocare, cioè di acquistare giocatori come Albarracin, come Ratterin, che quant'altro, è quello giusto, cioè l'imprinting è giusto secondo me per il futuro, cioè vai a prendere giocatori giovani, forti, li valorizzi e poi eventualmente li rivendi a cifre molto più alte. Chiaro che non è che vai a prendere 2000, cioè spendi 2 milioni per Albarracin e lo rivendi a 4, perché lì non è che hai fatto una grandissima cosa. Lo rivendi a 25 e allora ti dico, vabbè, me l'hai venduta 10 volte quanto il prezzo che l'hai pagato e va bene, ok, e va bene. Però, cioè, anche ne ho letto di ogni tipo veramente in questi giorni. No, ma sono troppi italiani, sono troppo pochi italiani, ci sono troppi stranieri. Verissimo, ma negli anni 90, negli anni 2000 comunque non è che fossero tutti italiani, c'erano tanti stranieri anche all'epoca, non tantissimi come oggi, come ieri in Udinese Como un italiano, Zaniolo, sì, Zaniolo, in Lecce un unico italiano, che ci mancherebbe, cioè, sarebbe sbagliato dire anche quello, ma non è il problema degli stranieri, il problema è che ci sono stranieri scarsi. Esatto. E allo stesso tempo ci sono italiani scarsi. Ecco, il fatto che gli italiani ora, con il fatto che bisogna difendere l'idea del vivaio, l'Italia e quant'altro, in realtà non stai aiutando il sistema. Guardate il basket. Nel basket sei obbligato ad avere 6+6. I 6 italiani, 9 volte su 10, se sono italiani, quindi non italiani naturalizzati, tipo l'americano figlio del tizio, il nonno era di Campobasso e quindi c'aveva ancora il passaporto italiano e quindi diventava italiano, ok? No, italiani puri, tra virgolette, cioè nato e cresciuto in Italia, ok? Quindi chiunque sia, non voglio fare un discorso di etnia, cioè io dico nato e cresciuto in Italia, quindi da qualunque tipo di famiglia provenga, però creato in Italia, diciamo così. Quanti sono? Sono pochi. E quelli forti sono pochissimi. I più forti giocano fuori. Quelli che restano in Italia fanno panchina. Perché così? Perché così? Perché il sistema vuole che tu vinca, non che tu cresca giovani, che tu cresca cioè appunto faccia crescere i talenti, possa valorizzare i talenti. E lo stesso tifoso comunque vuole vincere. Non vuole avere una squadra di tutti i giocatori di Cagliari
che usano, o giocatori sardi che vestono la maglia del Cagliari. Il tifoso del Cagliari vuole vincere, giustamente, aggiungo, perché se giochi, se competi è per vincere. La cosa decubertiniana, no? Le provate a partecipare. Non ci crede nessuno. Italiani, cioè da questo punto di vista, ragazzi, cioè pago de vai, cioè Non ci poi crede ripeto, nessuno. possiamo fare un discorso gigantesco e comunque non riusciremo mai a trovare una quadra. Però è così, cioè è così. Nel sistema italiano tante cose non funzionano, in questo caso il Cagliari fa parte di questo sistema. Però dire che non ha fatto giocare i giovani, che non ha puntato sui giovani, quali sono i giovani e tutto, per me comunque è sbagliato. E guardare da un'altra parte il problema, ecco, diciamo così. Quindi non lo so, poi. No, ma il discorso è ampio, cioè, il discorso Sì, è ampio, potremmo non rimanere si 6 risolve. ore a Cioè, parlare, ragazzi. Potremmo parlarne 6 ore e non riusciremo a trovare, ma certo, a trovare una figurati. soluzione. Perché se no, Anche cioè, perché la non trova dipende chi in nemmeno da alto, noi, esatto. Non la trova chi è in alto, figuratevi se la possiamo trovare noi Quindi. stamattina. Ripeto, io mi auguro che questa stagione finisca bene, perché comunque il Cagliari ha le possibilità, secondo me, ha le possibilità di riprendersi, ha le possibilità di salvarsi anche decentemente. Adesso ieri stavo guardando il trend, no? E quindi la classifica per giornata su Transfermarkt dei vari anni, no? 2 anni fa, la 31esima giornata, quando quest'anno il Cagliari ha perso a Sassuolo, il Cagliari di Ranieri vinceva 2-1 con l'Atalanta e poi metteva di fila, no? I 2 pareggi contro Inter e Juve. Non mi pare che quella fosse una squadra molto più forte di questa, Assolutamente. Anzi, ok. Però lì Quindi c'è le una possibilità- differenza sostanziale. Ok? Ovviamente sarebbe stupido negarla, ma è impensabile paragonare Ranieri a Pisacane. No, certo. Cioè, onestamente non credo che sarebbe anche stupido farlo. Bisogna trovare il modo di raggiungere, no, quel livello di unità e anche di praticità che aveva quel Cagliari, grazie anche alla percentuale messa da Ranieri, no? Quindi immaginiamoci il 100%, probabilmente Ranieri su quel Cagliari incideva il 75%, il 70%, ok? Ecco, bisogna arrivare a un 100% di risultato, cioè come identità di risultato tra quello e questo, trovando però, cioè miscelando meglio le varie percentuali. Quindi se Ranieri ci metteva il 70%, magari Pisacane ce ne mette il 35%. Cioè può mettere il 30 e il 35, quindi l'altro 35% che manca dalla parte di Ranieri necessariamente ce lo deve mettere o la squadra o la dirigenza. Cioè, non è che c'è molto da noi, per quanto continuo a leggere ma la stampa, la colpa è della stampa, sì vabbè, noi non c'entriamo niente, ragazzi, non incidiamo minimamente, ve lo posso garantire, né noi né gli altri, oramai non è più così, quindi e idem i tifosi, cioè noi non possiamo, noi intesi come quelli che sono fuori dal gioco, dal campo, noi non ci possiamo fare niente, voi possiamo semplicemente assistere e commentare e poi analizzare. Il tifoso ci può mettere chiaramente l'accompagnamento sabato alla partita, ma non è che nella settimana di lavoro può cambiare granché col suo lavoro, ok? Quindi spetta a loro, è brutto da dire, però spetta a loro. Noi ci possiamo fare poco. Noi altri, stampa e tifosi, ci possiamo fare poco. Spero, ripeto, che questa settimana di lavoro possa essere finalmente davvero utile per riequilibrare tutte le necessità di questa squadra
si può ancora prendere, anzi deve prendere questa salvezza, e secondo me, ripeto, si può prendere anche bene, cioè al di là delle partite complesse, tipo appunto Inter Milan e Atalanta, le altre si possono fare in un modo o nell'altro. Anche a Bologna puoi andare a vincere, o comunque a non perdere, visto che parlavamo di Ranieri, dai. Quindi, infatti. per Esatto, cui, insomma, da questo punto di vista, Nunzio, dimmi un po', argomenta la tua critica nei miei confronti. Ti rispondo, guarda, mi prendo un paio di minuti e ti rispondo. Manda un altro messaggio, vediamo un po'. Sei il primo che trova sempre scusa del perché non gioca a Semi. Ma ha giocato 1000 minuti fin qui, ragazzi. Lo avete sentito che ha detto Nicola Sechi di Dazn? Non l'abbiamo detto noi. Ha detto Nicola Sechi di Dazn, che lo vede, che l'ha visto a questa distanza, dalla distanza a cui io vedo le mie cuffiette. Cioè, ragazzi, poi saremo cattivi. Io vi faccio vedere un'altra cosa, guarda. Attenzione. Io ho la foto autografata di Semi Kilixo e non so quanti di voi ce l'abbiano. È una cosa che non faccio mai. Mai. Ok? Se ce l'ho lì, ci sarà un motivo. Quindi farmi passare per l'antisemi, caro Nunzio, sinceramente puoi prendere anche un'altra strada serenamente. Però non vuol dire che debba avere il prosciutto sugli occhi, perché questo no. Quindi, ragazzi, poi ripeto. No, tra l'altro poi sono 6 giornate che non segna neanche Kilixoi, attenzione, i numeri parlano chiaro. Kilixoi ha fatto 4 gol, ovvero 2 consecutive la prima volta e 2 consecutive la seconda volta. Ultimo gol, Cagliari Verona 4-0, e ritorniamo sempre su quella partita, Il resto si è visto. È inutile girarci attorno, ripeto. Ma io ho sempre detto, tra l'altro, per me gioca sempre, per me dovrebbe giocare sempre, ma se non le fa, a parte che non le faccio io le scelte, e poi comunque capisco quando non gioca perché analizzo, vedo la situazione, ok? E quindi, cioè, il Ramadan, ribadisco, ha inciso, perché bisogna ricordarsi il contesto di un ragazzo di 20 anni buttato via da Istanbul a Cagliari, cioè catapultato da Istanbul a Cagliari da solo, senza sapere una parola di inglese, senza sapere una parola di italiano. Cioè, io lo capisco che abbia delle difficoltà, lo capisco, perché io personalmente forse avrei fatto molto peggio di lui a 20 anni a Istanbul, buttato da Cagliari a Istanbul lì a fare non il calciatore in generale, a vivere, capito? E quindi, cioè, sono delle situazioni che vanno comprese. E poi quando leggevo anche, ma è possibile che il Cagliari non abbia uno staff di nutrizionisti, bla bla bla, mica vivono ogni giorno con lui. Mica stanno ogni giorno nella sua, come si chiama, nella sua casa sua o dove vive, l'avrei apprezzato, quello senza dubbio. Però dico, non è che stanno lì e lo controllano, perché non siamo mica nei campi di concentramento, ragazzi, non è che devi stare lì o in carcere. Cioè, adesso non esageriamo. Ci sta che ognuno di noi, preso come singolo, possa avere un comportamento diverso. Quante volte prendo io in giro Luca dal punto di vista dell'alimentazione? Però Luca è un grissino e io sono un grissone. Per non dire un grassone, un grissone. Capito? E quindi questo è, cioè, ripeto, per me, ecco, siccome non l'ho detto l'altra volta, forse l'ho detto ma non mi ricordo, ma lo ribadisco, il problema anche qua è a livello dialettico, a livello comunicativo, ok? Se chi deve parlare, se chi mette, no, ogni settimana la sua faccia davanti ai microfoni, che sia l'allenatore, che sia il direttore sportivo, che sia il direttore generale, che sia il presidente e quant'altro, non si esprime in maniera chiara anche su questo tema, e allora è inutile, perché si creano 1000 possibili dicerie.
Cioè, se io fossi un giocatore del Cagliari, con questa pancia che mi ritrovo, io non sarei in grado di giocare titolare, personalmente. E quindi probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno che l'allenatore dice sì, Ares non gioca perché ha una panza che veramente fa ridere. Ok, ma io ho quasi 42 anni però. E all'età di Semi anch'io ero come Luca Di Leonardo, cosa pensate? Perché i chiletti li abbiamo messi su dopo. Anch'io all'età di Semi giocavo, mi allenavo tra calcetto e certo, quant'altro era ed ero altra magro. vita. Ok, però io ero a casa mia, non ero dall'altra parte dell'Europa a 20 anni. E bisogna anche capirle poi queste cose. Poi vi faccio un'altra domanda. Chi lo paga? Lo sta pagando il Cagliari o lo sta pagando il Besiktas? Io non lo so se lo sta pagando il Cagliari al 100% dello stipendio. Dice Per l'ingaggio? dire. Sì, non lo so. E quindi, perché se io ho un giocatore che da quel punto di vista non sto pagando, cioè come posso mettergli pressione, come posso, tra virgolette, obbligarlo a seguire un regime alimentare di un certo tipo? Che armi ho? Non lo so. Cioè, può anche essere così. Io non penso sinceramente che Pisacane detesti Chilixoi, che il Cagliari detesti Chilixoi, tant'è che hanno avuto sempre tutti parole non al miele, di più. Vi ricordo Angelozzi che dice 40 milioni e via dicendo. E non penso che siano così folli da autosabotarsi consapevolmente, quindi consapevolmente, non facendo giocare il giocatore più forte che hanno in rosa. Cioè, continuo a dire, Chilixoi è andato in Nazionale A, non l'hanno convocato, cioè è andato in tribuna e poi è andato in Under 21 e ha fatto, cioè non ha giocato bene, non ha giocato bene. Dispiace dirlo, dispiace farlo notare, ma non ha giocato bene. E quando un giocatore così caricato di hype e di aura, per usare il termine moderno, un giocatore che gasa e tutto, non fa la differenza contro altri giocatori della sua stessa età, come gli si può chiedere di fare la differenza in Serie A? Come si può pretendere che faccia la differenza in Serie A? Non lo so. Ripeto, poi sarà che io vedo le cose un po' da esterno, da questo punto di vista, però ragazzi, cioè, non lo so. Non lo so, cioè, anche lì dipende un po' dalla sensibilità di ognuno. Cioè, probabilmente tra me e Luca Di Leonardo, se avessimo fatto il provino per il Cagliari a 18 anni, avrebbero preso lui. Perché io non come si chiama? Scusa, dov'è che l'ha fatta la differenza, Nunzio? Poi ti chiamo Nunzio, come se fossi davvero Nunzio Allella, che salutiamo, tra l'altro, perché una delle pochissime interviste che ho fatto ai giocatori del Cagliari è al mitico Nunzio Allella. Però dicevo, perché avrebbero preso Luca? Perché Luca sicuramente fa vita da atleta, è uno che è più incline a tenere un'alimentazione più rigida e sana, mentre io devo andare dalla nutrizionista e non sempre basta. Non sempre basta. Quindi, cioè, ripeto, esatto. Ivan dice a 18 anni il Cagliari non avrebbe preso né 3 né Luca. Ivan Paolo, salutiamo. Ivan, ti invito da adesso, visto che ci stai seguendo, domani vieni in trasmissione, ok? Domani dammi l'ok in diretta, vieni in trasmissione. Però vabbè, così, cioè, ragazzi, il discorso è questo. Se sei il mitico Nunzio Allella, ti do i miei saluti, perché sicuramente appunto ti ricorderai se ti chiami così. Se non ti chiami così, magari ti chiami Lell'Annunzio, stiamo facendo il contrario. Comunque, insomma, ripeto, questo è un po' il ragionamento. Domani non può,
Mannaggia Ivan, mannaggia. Ormai ci sta snobbando, non sta più venendo. Ci sta snobbando Ivan, non vuole Grazie, più venire Ivan, con Luca. Dopo, vabbè. Non faccio più domande lunghe, promesso. Sarà sicuramente così. Va bene, ragazzi. Allora, ci vediamo domani. Ore 10, come sempre. Vedremo un po'. Giovedì chiede Ivan. Giovedì? Però giovedì c'è alle 10:40. Poi Che viene alle non 10:15. può No, non ce la fa perché lui si trasferisce. Se no succede come l'altra volta che era. Ti ricordi che si era collegato dal pullman, che era tutto incasinato. Che lui può alle 10:40 che arriva proprio in studio. E Ivan non può venire alle 10:15. Non dico a cosa ha risposto. Non dire quello che ha scritto. Va bene, ragazzi, ci vediamo domani. Dopo questa, ci vediamo domani. Ci vediamo domani, ragazzi. Grazie davvero per essere stati tanti fino a quest'ora. Così 2 ore. Oggi. Non lo abbiamo letto in diretta, Ivan. Vai tranquillo. No, lo tengo per noi. Ma penso si sia capito. Penso si sia capito. Va bene. A domani. A domani. Ciao. Ciao a tutti, Ciao, ragazzi. ciao. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Nicola Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.